Nuovo appuntamento con la rubrica di Onde Corde Incontra. Con noi in redazione Chiara Assini, una giovane sarda, nuorese, interprete di cinese. Ha lavorato per aziende, il carcere, il conservatorio e le delegazioni cinesi. Oggi è docente di lingua cinese al liceo Alberti, unica scuola in Sardegna ad aver attivato il cinese. Benvenuta Chiara. Sì, sì, Nimen, questo per farvi capire che veramente parlo cinese. Grazie a te. Chiara, sei stata talmente attiva da anni in Sardegna con l'attivazione di buone pratiche di cooperazione, divulgazione della cultura cinese, che hai portato nel territorio qualcosa che non c'era. Dai corsi nelle scuole superiori ai convegni, fino ad arrivare alle conferenze sui colori, le feste e le tradizioni cinesi. Un lavoro prezioso. Ti ringrazio, spero proprio di sì. Diciamo che veramente, se mi passate il termine, ho rotto le scatole a tutti quanti con la Cina da quasi 10 anni, proponendo corsi, convegni, come hai detto tu, tantissimi incontri, cercando di sensibilizzare tutti verso questa cultura. All'inizio mi guardavano come un'aliena, adesso non c'è più bisogno di spiegarlo. Recentemente a novembre sei anche stata premiata col premio Mont Blanc 2016, un premio che ogni 2 anni assegnano a un sardo che si distingue per aver fatto qualcosa di innovativo, e tu sei stata premiata per il tuo impegno nella costruzione di ponti culturali tra Italia e Cina. Te l'aspettavi? Assolutamente no, ovviamente la cosa mi ha fatto piacerissimo, quindi anzi colgo l'occasione di ringraziare ancora una volta la Mont Blanc e Fabio Rosas con la sua famiglia che hanno pensato a me. Siccome io sto sempre un po' dietro le quinte, non dico che mi manchi la parola, però sto sempre molto dietro, agisco insomma senza farmi vedere troppo, però in questo periodo c'è tanta attenzione attorno a me e non può che farmi piacere. Per 3 anni consecutivi, tra l'altro, hai organizzato prima a Nuoro nei 2 anni precedenti e ora a Cagliari il Capodanno cinese, un Capodanno che non era mai stato festeggiato pubblicamente all'interno di una dimensione pubblica, di un locale che comprendesse proprio la comunità cinese, ma mai era stato organizzato nulla per far conoscere questa cultura. Tra l'altro lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il 29 gennaio nel ristorante Asian Mi di Viale Bonaria 22 alle 19:45 ci sarà l'appuntamento con il Capodanno cinese, il Il Chuanjie, che vorrebbe dire tra l'altro festa di primavera. Voi direte perché sono matti questi cinesi che considerano la primavera a gennaio-febbraio? In realtà c'è un motivo e sta proprio nel nome, però se volete sapere perché dovrete venire. Tra l'altro la nostra redazione sarà media partner, nel senso che alcuni di noi parteciperanno, scatteranno delle foto, registreranno alcuni passaggi della festa. Abbiamo invitato proprio tutti i nostri collaboratori e redattori e sosteniamo la partecipazione. Tornando al tuo percorso di impegno culturale, recentemente per conto della regione Sardegna sei stata protagonista dell'incontro con la delegazione cinese in Sardegna, campeggiata da il presidente cinese, il numero uno della Cina, un'esperienza fortissima. Guarda, io credevo di morire dell'esperienza fortissima, nel senso che ovviamente vedere il presidente cinese, al di là di poi tutte le implicazioni politiche, economiche, non stanno a me. Io mi occupo, come dire, cerco di fare qualcosa di più culturale, se mi passate il termine. Quindi da quelle polemiche me ne tiro fuori, ma per noi che amiamo la Cina, studiamo cinese, lo insegniamo, cerchiamo di diffondere la loro cultura, vedere il presidente e poter stare a fianco a lui è un sogno che quasi nessuno riesce a realizzare nella vita, gli stessi cinesi. Tra l'altro loro hanno una relazione con l'immagine del presidente cinese, la comunità cinese in Sardegna ha una relazione costante con le istituzioni cinesi, tant'è che viene chiamato addirittura il padre, comunque viene in qualche modo vissuto come un punto di riferimento importante, a differenza magari di altri popoli che vivono il proprio presidente come un despota.
Assolutamente sì, anche se mi passate la battuta, a differenza nostra, che al di là poi delle convinzioni politiche di ognuno, però diciamo che già noi un politico lo vediamo come una figura da criticare, da fare un po' a sale. Invece per loro non c'è stato un cambiamento radicale dall'impero a poi al Partito Comunista, nel senso che la figura del capo è quella sempre del padre che si prende cura del popolo. Nel loro DNA c'è questo. Quindi grandissimo amore e grandissimo rispetto proprio per questa figura. Secondo te, nei prossimi anni, sarà possibile creare un ponte di relazioni non solo diplomatiche, ma commerciali, politiche, culturali tra i nostri due mondi, quello sardo e quello cinese? Un ponte chiaramente più di relazioni più intense rispetto a quelle formali che ci sono ora. Io credo proprio di sì, non posso assicurarvelo al 1000%, ma diciamo che è su questo che io da sempre sto lavorando e ovviamente spero di poterlo fare ancora di più, chiaramente con l'aiuto di tutti, non solo delle istituzioni, ma anche di tutti i ragazzi, le persone diciamo normali come me che vogliono operare in questo campo. Io credo che la chiave giusta sia veramente la cultura, nel senso la conoscenza delle usanze reciproche e di quelle che sono le caratteristiche dei nostri due mondi e dei nostri due popoli. Oggi la Cina va molto di moda, tutti guardano la Cina, vogliono commerciare in Cina, ma cosa vuol dire? Se non si conosce un minimo la cultura, il popolo, le loro usanze con il quale vuoi commerciare o col quale ti vuoi rapportare, credo che rimanga tutto molto effimero. Bisogna partire da lì, dalla reciproca conoscenza. Grazie Chiara, ti ringraziamo e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori al Capodanno cinese che si svolgerà il 29 gennaio nel ristorante Asian Mi di Viale Bonaria 22 alle 19:45. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille a voi, 谢谢大家。